Il Grutes è un gruppo appena nato, da diverse energie, un po' dal Sassarese e un po' dal Nuorese siamo arrivati, io e Alessandro Mereo, a smuovere un po' le acque, perché a aprile non c'era ancora appunto un gruppo, un comitato rissanese per la lotta contro la speculazione e l'invasione eolica, e abbiamo pensato di organizzare questo gruppo che ha uno statuto molto chiaro, apartitico, e vuole collaborare con tutte le realtà che in questo momento si muovono in quella direzione, e anche di approfondimento delle tematiche che riguardano questa situazione, perché l'invasione eolica è solo una delle invasioni in Sardegna. Il messaggio alla Regione è quello di non considerare soltanto il diritto statutario, il diritto interno, ma ci sono delle violazioni anche di diritto internazionale in atto, e forse bisognerebbe iniziare a prendere le distanze da certe politiche. Grute si occupa di fare divulgazione di tutte quelle che sono le violazioni sul nostro territorio, dalle scorie all'inquinamento, e pare in primo luogo. Siamo nati in particolare per la speculazione eolica. Poi tutela territorio vuol dire tutela territorio anche di tante altre invasioni che ci sono, di tante altre speculazioni e sfruttamento delle nostre terre, scorie, basi militari e quant'altro. Continuerete il presidio qui al porto di Oristano? Certo, abbiamo comunicato alla questura di Oristano il presidio permanente. È stato bello che è venuto anche il sindaco ieri, durante l'assemblea che stavamo facendo anche con l'altro gruppo Ispipius, perché chiaramente si collabora con tutti. Vorremmo anche notificare ai sindaci il potere che hanno